Amici appassionati, ben ritrovati da Claudio Costanzo, lieto di raccontarvi quanto accaduto allo stadio Italia 90 in Terme Vigliatore per il match clou della 17ª giornata del campionato di promozione siciliana, che vedeva di fronte seconda e prima della classe Terme Vigliatore contro Ionica. Sono 5 le lunghezze che separano le due squadre dopo l'ultima uscita che ha visto i padroni di casa di Capitan Genovese cadere sul campo dell'Ineri Mister Bianco per 1-0. Ha portato a casa invece altri 3 punti tra le mura amiche i ragazzi di Mister Moschella. Passando a elencarvi le formazioni che si sono affrontate in campo, troviamo per il Terme Vigliatore Ficarra, Maisano, Triolo, Chiappone, Puzzone, Benenati, Bartuccio, Danna, Presti, Genovese e Cariolo. Risponde con un 4-3-3 la Ionica con Gugliotta e Trepali, solito pacchetto arretrato con Loria, Erasimenco, San Filippo e Lombardo, Ferraro e Monaco ad agire ai lati di Cambria, tridente composto da Galletta, Aricò e Savoca. Dirige l'incontro il signor Fabio Cattaneo della sezione di Monza, sui assistenti Pirrera e Rizzo, entrambi della sezione di Enna, quest'ultima quota rosa della terna arbitrale. Scorre piacevolmente il primo tempo quando al 24esimo lavora bene sulla destra Bartuccio, un pallone mette dentro la sfera, viene atterrato un attaccante del Terme Vigliatore da questa scelleratezza di Roberto Cambria. Senza indugi il direttore di gara Cattaneo indica la massima punizione alla battuta dello stesso Andrea, il capocannoniere, capitano e numero 10 del Terme Vigliatore, che si lascia ipnotizzare da Andrea Gugliotta. Quarto rigore parato per lui in questa stagione. Risultato inchiodato sullo 0-0 grazie ai riflessi del giovane classe 99 che difende la porta della capolista Ionica, che ora prova a rispondere all'altro lato sugli sviluppi di un corner di Savoca e prova ad andare direttamente in porta. E attento Ficarra e si rifugia in corner. Sugli sviluppi dello stesso episodio chiave del match, Erasimenco tutto solo sul secondo palo, indirizza verso la porta, riesce ad allontanare Puzzone. Dopo qualche attimo di indugio indica il centrocampo il direttore di gara Cattaneo, assistito dal proprio assistente Elvira Rizzo. Risulta impossibile decretare se la palla abbia varcato o no la linea sul tentativo alla disperata di Puzzone. La Ionica intanto è in vantaggio al 33esimo minuto di gioco grazie al proprio capitano Max Erasimenco. Le chiacchiere se le porta via il vento quando il Terme Vigliatore torna ad attaccare con questo calcio piazzato affidato all'esperto Chicco Danna, che mette dentro la sfera. Solo i riflessi di Gugliotta ancora una volta riescono a mantenere la porta della Ionica inviolato. Ci prova il Terme sugli sviluppi un calcio d'angolo con Bartuccio che sul secondo palo pesca Triolo dall'alto del suo 1,90 m, prova a indirizzare verso la porta di Gugliotta che tiene lì la sfera. Sul finale di primo tempo proverà ad accendersi anche Ciccio Monaco con questo collo esterno destro che non c'entra lo specchio della porta difesa da Ficarra. Non accadrà molto alto nel minuto di recupero concesso al direttore di gara Cattaneo. Le due squadre andando a riposo sul risultato di 0-1 grazie alla discussa rete di Max Erasimenco, che ha visto il salvataggio di Andrea Puzzone. Ha indicato comunque il centrocampo il direttore di gara. Si torna in campo quindi con la Ionica in vantaggio in questo momento, virtualmente 8 punti avanti, quando il campionato però risulterà lunghissimo. E anche la partita che ci stiamo apprestando a raccontarvi si apre con un tentativo solitario di Aricò che si intestardisce un po' troppo dopo un'azione personale quando opera il primo cambio con Savoca che lascia campo a Smiroldo per la Ionica. Passerà ora un più coperto 4-4-2 quando riesce a muovere bene la sfera da destra verso sinistra trovando la corrente Galletta. Il suo mancino però non è potente e finisce in bocca a Ficarra. Terme Vigliatore che ci prova dall'altro lato con una serie infinita di calci d'angoli. Prova ancora a salire il numero 3 Triolo, non riuscendo però a indirizzare verso la porta difesa da Gugliotta. A seguire ci proverà anche Benenati, non riesce a far valere la propria supremazia territoriale la Ionica, e qui anche con Bartuccio prova a indirizzare verso un compagno e Cariolo nel caso è strepitoso San Filippo in scivolata a sbarrargli la strada quando sugli sviluppi di un'azione dalla sinistra la palla viene messa dentro e indica il dischetto per la seconda volta il signor Cattaneo per una deviazione di San Filippo, reo di aver toccato la sfera con la mano. Dal nostro rallenti sembra invece essere carambolata prima sulla sua coscia. Ancora sul punto di battuta Paolo Genovese che vorrà rifarsi dell'errore del primo tempo e infatti spiazza Gugliotta e all'85esimo minuto di gioco ristabilisce la parità del punteggio. Ne segue un parapiglia dentro la porta e una corsa a chi prende prima il pallone. Verranno ammoniti in seguito Loria e Bartuccio quando anche Galletta abbandona il campo in favore di La Forgia. Non le manda certo a dire il bomber
del presidente Saglimbene. Sono 4 i minuti di recupero decretati dal signor Cattaneo. Non accadrà molto alto. Termina così Terme Vigliatore Ionica. Si dividono la posta prima e seconda della classe. Ad avvantaggiarsene è la Tirrenia Calcio, contemporaneamente vincitrice sul campo dell'Aci Sant'Antonio. E allora anche per quest'oggi da Claudio Costanzo non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo servizio.